Rieccoci in diretta, torniamo in diretta dal padiglione 5 della 125esima edizione di Fiera Cavalli, più precisamente dallo stand di Fise Veneto. Parliamo in questo spazio che staremo insieme di Rider Health Coaching per il Cavaliere e l'Amazzone di Successo. Cercheremo di capirne di più insieme a Vittorio Cavalieri, istruttore federale di terzo livello, ben trovato. Grazie. E a Monia Carnevali, Health Coach. Ben trovata Monia. Grazie, buongiorno. Parto proprio da lei perché, se abbiamo capito bene, oggi andremo insieme ad analizzare quelli che sono un po' gli aspetti più emotivi, diciamo così, dell'andare a cavallo. Che cos'è l'health coaching e come è arrivata poi lei a questo percorso che l'ha portata a diventare health coach? Sì, diciamo che questo è semplicemente un primo step di raggiungimento di un percorso che in realtà è iniziato proprio da noi. Dico da noi nel senso la mia famiglia, il mio compagno che è istruttore, mia figlia che ha abbracciato questa passione, quindi pratica sport e che ha iniziato molto presto questo suo percorso, adesso ha 14 anni. Quindi è partito proprio con una presa di consapevolezza che era necessario avere delle risposte, soprattutto in questo triangolo magico che è quello tra l'istruttore, il genitore e il ragazzo. Risposte che evidentemente si rendono sempre più necessarie nei momenti di picco emotivo, soprattutto durante la gara. Il mio percorso per diventare health coach è partito da questo step, quindi una nostra problematica, la presa di consapevolezza che ci sono delle risposte e il raggiungimento poi anche dopo un percorso formativo di questa, chiamiamola così, qualifica che in realtà non è altro che l'acquisizione di strumenti che ci permettono oggi di dare ad altri istruttori, ad altri genitori e ad altri ragazzi le stesse risposte che cercavamo noi. Oggi più che mai, perché soprattutto nel nostro sport, ma non solo, perché questa è una dinamica che ritroviamo anche nel mondo della scuola, piuttosto che noi adulti nel mondo del lavoro, siamo sempre più misurati a risultati e non a performance. Quindi il fatto di avere ottenuto un risultato vuol dire che hai valore, il fatto di non averlo raggiunto, quel risultato, molto spesso è sinonimo di fallimento. Ecco che qui invece intervengono altri strumenti per leggere questo. La performance non è il risultato, però è uno step fondamentale per acquisire quelle consapevolezze che ti fanno crescere, e i ragazzi hanno una cosa straordinaria, i ragazzi del nostro mondo equestre, il cavallo, che diventa proprio, come dice Clara nel presentare l'iniziativa di Cavalli in Villa, l'alfiere. Per noi il cavallo è il centro stella per ritrovare gli equilibri e anche una comunicazione più efficace tra i vari ruoli. Ecco, poi del progetto di Cavalli in Villa ne parleremo nel dettaglio. Lei l'ha già un po' accennato, l'health coaching non impatta soltanto nell'ambito dell'equitazione. Qui siamo in un padiglione dove accanto a noi si stanno svolgendo delle gare, siamo accompagnati dalle grida di questi ragazzi che esultano, ecco. Però non soltanto nell'ambito sportivo, non soltanto nell'equitazione, in quali altri ambiti della vita impatta l'health coaching? L'health coaching prende in carico la persona nella sua centralità. L'health coach prende in carico la persona avendo come primo obiettivo il raggiungimento del benessere psicofisico emotivo di quella persona. E quindi questo tipo di approccio è un approccio che si rivolge certamente al mondo dello sport, per le dinamiche che ci sono nel mondo dello sport, ma in generale in tutti gli ambiti della nostra quotidianità, soprattutto dove si rende sempre più necessario andare ad avere degli strumenti che permettano di gestire in una maniera più proattiva e non reattiva i conflitti che possono nascere, e questi in ambito genitoriale piuttosto che nel rapporto proprio anche della quotidianità interpersonale, in famiglia, nel lavoro, nell'ambito della scuola. Quindi in generale il benessere psicofisico emotivo è un aspetto che ritroviamo nella relazione tra le persone in qualsiasi ambito della nostra quotidianità. Nella quotidianità, certo. Vittorio Cavalieri, per esempio, lei nel suo lavoro quotidiano con i ragazzi e con i cavalli, che approccio utilizza? Come lavora? Allora, siccome sono stato cavaliere, in un primo momento nel passato lo affrontavo solo a livello agonistico, però tutto ciò
mi ha portato anche ad avere dei problemi perché io lo vedevo, mi interfacciavo con questi ragazzi dove il risultato era per me importante anche per loro, però per me non era soddisfacente. A quel punto ho cominciato a valutare altre strade, fra cui quello che Monia negli ultimi anni ha intrapreso, e devo dire che da quel momento mi ha completamente cambiato la vita a me, ma soprattutto ai miei ragazzi. Devo dire che dobbiamo proprio cercare delle alternative. Una volta c'era un allenatore di calcio che diceva che la tecnica la impari dove vuoi, apri un sito su un telefonino, ti spiegano tutta la tecnica possibile, ma quello che fa differenza rimane sempre la parte interiore, la parte emozionale e le motivazioni per migliorarsi. E bisogna saperla domare quella parte emozionale, no? Perché è un valore aggiunto, ma può essere anche uno svantaggio, no? Certo, ovviamente ci sono i lati positivi, i lati negativi. C'è chi eccelle per intraprendenza, c'è chi invece è debole perché è timido. Lì bisogna cercare di dare delle motivazioni che non sono date solo dal fatto di mettere più benzina o dare più della camomilla. Qui bisogna proprio entrare con i ragazzi, dialogare con loro e non ultimo i genitori, anche perché per esperienza personale mi sono trovato in situazioni, una volta dicevano che il cavallo è l'espressione del cavaliere, quando ci sono delle difficoltà è perché il cavaliere ha delle difficoltà e soprattutto caratteriali, e a quel punto bisogna entrare oltre alla tecnica, bisogna cercare di capire, entrare sempre come atleti, come allievi atleti, e poi cercare sempre di coniugare le cose, metterle insieme per poi dialogare anche con la famiglia, per cercare di capire, non perché uno deve andare ad invadere la famiglia, ma far capire i motivi per cui ci possono essere queste carenze o queste priorità. Ecco Monia, proprio l'aspetto della famiglia, dei genitori che sono supporto fondamentale per questi ragazzi, anche loro sono coinvolti in questo grande progetto e percorso. Sì, per me i genitori sono, fra virgolette, una specie protetta, e io adesso parlo, oltre che come health coach, come mamma. Ho fatto un percorso anch'io sportivo, ho saltato le mie gare, mi sono divertita. I genitori vivono molto spesso la passione dei propri figli come qualche cosa che subiscono, anche perché tante volte capita che i genitori, per esempio nel nostro mondo equestre, non abbiano la nostra fortuna, cioè di essere cresciuti nel mondo equestre, ma magari seguono semplicemente la passione del proprio figlio. Ed è stato curioso, proprio qualche settimana fa io ho approfittato proprio per fare sul mio blog una domanda e chiedere proprio ai genitori cosa provavano quando il proprio figlio era in gara. La maggior parte di loro ha paura che il proprio figlio cada, ha paura che succeda qualche cosa, e questo perché molto spesso in queste dinamiche non vengono dati loro gli strumenti utili invece per capire come il cavallo diventa un alleato straordinario per loro e per il proprio figlio, per unirli, per comprendersi meglio, per migliorare proprio la comunicazione tra di loro. Parlavamo della gestione delle emozioni. Io, Alice, non credo nella gestione delle emozioni. Le emozioni quando arrivano non ti danno un preavviso una settimana prima, un giorno prima. Se tu ti arrabbi in quel momento, se sei deluso ti deludi in quel momento. Quello che possiamo imparare invece con degli strumenti molto facili è la gestione dello stato psicofisico emotivo che generano quelle emozioni, ognuno per il proprio ruolo, compresi i genitori. E ti posso dire sinceramente che io vedo dei genitori adesso che vivono con molto più equilibrio e con molta più coinvolgimento, avendo ritrovato il loro ruolo ma avendo ottenuto anche quegli strumenti che servono, e diventano degli ottimi alleati per l'istruttore, oltre che per il proprio figlio che accompagnano in questa passione. Certo. E proprio di emozioni parla il suo libro, Monia, che insomma lei ci ha portato una chicca perché non è ancora uscito, manca ancora qualche settimana, però insomma abbiamo veramente un'anteprima, il salto nelle emozioni. Che cosa rappresenta per il progetto questo libro?
Beh, il salto nelle emozioni, che ha un titolo volutamente cercato perché collega proprio la nostra disciplina del salto ostacoli alle emozioni, è proprio una specie di manuale pronto uso. È una lettura indirizzata ai ragazzi, ma credo sarà un'ottima lettura anche per i genitori e gli istruttori, e vuole proprio andare ad aiutare i ragazzi ad ottenere quelle risposte. La frase più gettonata è "ho l'ansia". In realtà questo manuale permette proprio loro di capire come dietro quella parola ansia si nasconde un tesoro inestimabile, che sono le potenzialità che i ragazzi hanno, ma che abbiamo anche noi genitori e che hanno gli istruttori, e che una volta comprese e unite permettono veramente di ottenere quei risultati che sono quello che io chiamo il vero successo, cioè la capacità di far succedere le cose, e diventa quel successo anche che dura nel tempo e che poi i ragazzi, i genitori, gli istruttori riportano anche nella loro sfera personale, professionale, nella loro quotidianità. Certo. Vittorio, voi che quotidianamente insomma lavorate con i ragazzi e congiuntamente anche con i genitori, che feedback vi arrivano proprio appunto nel percorso di health coaching e di integrazione anche con gli aspetti più tecnici della disciplina? Allora, per quanto riguarda l'aspetto più tecnico della disciplina, rimane dal mio punto di vista uguale. L'aspetto invece quello relazionale con i genitori e con gli allievi rimane veramente un libro aperto, anche perché scopro, perché vengo da vecchie tradizioni, che ancora oggi anche i genitori avrebbero bisogno di essere supportati, accompagnati e a condividere tutte queste emozioni, perché come diceva giustamente Monia, performance è una cosa, risultato un'altra. Oggi tutti vorrebbero il risultato immediato, ma soprattutto nel nostro sport, che abbiamo anche un compagno che bisogna anche cominciare a rispettare, capirlo, comprendere. Ci sono molti fattori che incidono e non sono indifferenti, e i genitori devono riuscire a capire come supportare, ecco. Per esempio, quando il risultato fatica un po' ad arrivare, come lo affrontate questo tema? Bella domanda. Il risultato rimane sempre il fiore all'occhiello, perché poi io stesso gioisco quando i miei ragazzi vanno. Dopo, quando non viene ma ho delle ottime performance, non è che io, cioè, più che relazionarmi e dire che così va bene, poi il risultato arriverà da un momento all'altro. Credo che l'importante è che tutti noi, io compreso, faccio il mio dovere. Certo, e ci vuole comunque sempre la costanza, no? di lavorare e di attenderlo. Sì, anche perché oggi i ragazzi hanno sempre meno tempo, le competizioni sono sempre di più, hanno meno tempo a disposizione. Oggi mediamente montano 3 volte alla settimana, circa un'ora, e poi fanno le gare. Una volta si montava quasi tutti i giorni, ecco. Certo. E questo è inciso. Noi ci siamo conosciuti a Cavalli in Villa nell'ultima edizione, in una delle ultime tappe. La grande novità è che questo progetto sarà una parte importante della prossima edizione di Cavalli in Villa, vero Monia? Sì, diciamo che l'health coaching diventerà un pilastro di Cavalli in Villa l'anno prossimo, e questa è proprio una cosa che devo dire è cresciuta proprio in questo tempo, in questi 2 anni, in un flusso continuo anche con Clara. Clara è per me una persona straordinaria, perché è illuminata ed è sempre aperta a quelle che sono le iniziative che possono proprio portare un beneficio, soprattutto quando si parla di ragazzi giovani e di cavalli giovani. E l'idea è proprio quella di portare l'health coaching all'interno di Cavalli in Villa, con il cavallo che diventa proprio il centro stella di questo percorso, che sarà messo a disposizione di chiunque, quindi non solo dei ragazzi, dei genitori e degli istruttori del nostro mondo equestre, ma di chiunque si avvicinerà, per dare la possibilità a tutti di poter acquisire nuove consapevolezze per quella gestione del benessere psicofisico emotivo di cui parlavamo prima. Il cavallo è straordinario, ci dà la possibilità di rispecchiare le emozioni che proviamo e dare l'opportunità a tutti coloro che si avvicinano, e Cavalli in Villa
parla con tutte queste meravigliose iniziative, il villaggio del bambino, le iniziative fatte a favore dei diversamente abili, ecco che lì questa possibilità per me estesa a chiunque si avvicini al progetto di Cavalli in Villa, al mondo dei cavalli, diventa straordinaria, perché vuol dire portare veramente un aiuto e tendere una mano in un mondo dove secondo me c'è tanto bisogno a chiunque, diciamo, di prendersi in carico proprio per quello che riguarda il discorso del benessere. Quindi voi sarete presenti con un corner in ogni tappa il prossimo anno di Cavalli in Villa. L'invito che facciamo a chi verrà a farsi anche una passeggiata in queste varie tappe della manifestazione qual è? Di darsi la possibilità di essere curiosi e di aprire, io dico sempre, le menti illuminate sono quelle che si fanno delle domande, farsi delle domande senza vergogna, perché la risposta c'è e quando la trovi, devo dire la verità, che hai una soddisfazione straordinaria per te, per la tua famiglia, per i tuoi ragazzi, per tutto quello che c'è anche intorno a te. È d'accordo, Vittorio? Sì, sì, perfettamente. Bisogna per forza. Bisogna. No, va benissimo. Io vi ringrazio, davvero, grazie a Mornia Grazie a te. Carnevali e Vittorio Cavalieri, perché ci avete davvero spiegato degli aspetti davvero importanti che spesso vengono tralasciati ma che non devono davvero esserlo, perché sono parte integrante della nostra vita sportiva, familiare, insomma abbiamo capito tanti sono gli aspetti che vengono abbracciati. Grazie davvero. Grazie a voi. Noi torniamo tra pochissimo, avremo un altro tema da raccontare, una presentazione di un libro, il libro di Paola Del Pra, La lunga galoppata, e poi scopriremo insieme che bella storia c'è dietro, tra poco.